Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata, Bustiano Pilosu faedda con Andria Mastino, cantatore de su tenore Sa Maddalena de Sinanus e uno de sos prus attivos intre su soziu boches a tenore. Soziu qui riuniti diversos tenores de biddal differentes e chi este uno de sos partner de su progetto Modas. Andria è finza soziu de su coordinamentu Campos, coordinamentu de sos artes poeticas e musicales de sa Sardegna. Finza custu partner de su progetto Modas. Andria faedda de comente siat importante criare attobios po cantare, a porrinne a sos giovanos occasiones po provare a ponnere oghe e ascoltare sos cantadores pro mannos. A intre s'intervista, dueste sa manera poi faeddare finza de una cricca chi su gruppu de Andria el faghin in Silanos po negare a pizzu e torrare a cantare sos canticol de sa Chita Santa. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Andria Mastino. Tanto Andria Mastino fa parte del tenore Sa Maddalena. Ti queria preguntare, per cominciare una ragionatella a Michael Gaegale, questa situazione del suo tenore in Silanos. Commentare di su. Ma questa situazione come in questo tempo non abbiamo visto un vago scambiata rispetto al tennisco a 20 anni, 20 e 30 anni fa. I piccini sono sempre più spago che cantano, sempre più difficile a coinvolgere, caso non le ha di miliardi di cose e quindi diventa un problema, insomma, fino a Sponuischi, fino a giocare non solo con il tenore, ma fino a giocare a concordo che facciamo, è difficile reperire gente che voglia cantare, che siano appassionati, insomma. Un vago dipende fino da un vago. Penso che dipenda fino dalle occasioni che sono mancate come da cantare. Quando vi avvicino Deo, e noi occasioni bisogna spesso, capitaia di spesso deve poter cantare. Tu capitaia uno due giorni e cantai a tenore. Capitaia in suoi spuntini si cantaia sempre. E quasi sempre, anzi addirittura noi ci aspettavamo fino a qualche spuntino proprio può cantare, che hanno spiegato a cantare. Con me figai. Deo si vai di spuntino che magari vai a gente che cantaia la bandaia più volentieri, insomma, lo vai a. E quindi poi sui zilleri non si canta più. Sui zilleri non si canta più perché intanto per questa musica sempre a tutto volume e difficilmente dove potesse. Poi i zilleri dello spuro non sono tanto, come te narrare, non sono tanto propenso se ti va a cantare. Quindi insomma, in questa occasione paga. In suo sposonzo si canta, ma sempre di che deve esponere in qualche sì, sempre si agatta a scali uno che per quindi non che queste occasioni sono minimali, anzi non sono proprio, quindi è difficile fino a coinvolgere fino a sospizzino. Prima capitai a Gai, noi non avvicinai a chi cantaia, ti vonia, si scurtaia e piano piano poi magari ti trivia pure a cantare, no? E Gai abbiamo cominciato. Poi a cantare Gai, non a cantare informazione se eravamo chi voi lo facciano seriamente, chi voi cercano di piegare su al palco, eccetera, eccetera. Quindi ho chiesto e insomma queste occasioni sono più spaghe e quindi andiamo però ancora siamo resinde, bene o male. Insomma, siamo seguendo, cerchiamo comunque di mandare avanti, siamo sconnotti, insomma. Va bene, no, questo mi pare abbastanza chiaro come situazione di base spago giovane. Sì, purtroppo, insomma, qualcuno per spuro che canta, però è proprio allo coinvolgere, proprio allo cercare, non è semplice, compreso, deve capitare l'occasione giusta, se no non. Ma come te prima, noi me la scriccai questa occasione. Però se è una cosa che partia dai solzofanos. No, solzofanos, cioè sono che cantaiano che li piace da cantare normalmente e poi, compreso te, ma te succedeva però che cantaiano
vivis occasione di cantare, come noi spuru, che siamo mannittos, se sono occasioni per cantare che hai normalmente, sono sempre più spagas, quindi di conseguenza tu non risulta manco, cioè sono giovani, a chi si avvicinano, non binda gente che canta, cioè se non sono occasioni prestabilite, di festa, chi ti chircano, eccetera, eccetera, se no, occasioni normali, sa quotidianità, capita da proprio vago, compreso. Capita qualche volta che siamo noi, però, preso perdonare, diventa più difficile. Certo partia dai noi che a noi non spieghiamo e non si avviciniamo, che dobbiamo imparare, che dobbiamo cantare, non spieghiamo a cantare fondamentalmente, ma ti viene fino a casa si infogliato pure, cioè intende come, intende dopo, e uno va con questa cosa di coinvolgere, no? In qualche maniera. Quella situazione, scusa che non ha descritto bene, come subra a custo, no? Sì. Che ti che comprendere, tu fai parte di un gruppo e che è un gruppo che è fisso, sì. Che se un gruppo fisso di 4-5 amigos riunidos a cantare sparis, no? Questo fatto di si riunire in gruppo che alzano a parco può tenere inciso sopra la situazione che abbiamo nelle, che visinente. Cioè chi non chi esclude sono giovani, in questo senso. Non ti so comprendere. Sul ragionamento che sto facendo io è giusto, no? Quando ti sei spesato dal fatto su conto che vi spizzino, eccetera, vai a presente che canta io. E su pizzino, intende? No, ma devo ragionare, più gente che canta io, non necessariamente gente che canta io chi può piegare a palco, gente che canta io normalmente, cioè ragionare. Cali piega da cantare, si riunivano, si cattaivano, manco si riunivano, non è che si ponivano di accordo e non obbedimmo se canta, no, capitaiala in occasione di da ponato e cantaiala, cali piega da cantare, vi veniva su basso, un fin di formazione, poi vi fin curdo spuro chi fin sempre sono mattessi, che proprio formaiano un tenore, e fa bene, però vi fin curdo spuro che cantaiano gai. Come questa cosa non ves più, quasi non ves più, ancora non va con bestia, ma quasi che è finita, insomma. Queria comprendere, scusa, come in Silano hanno fatto un elenco che vada un bello tanto di gente. Sì, non è gente che canta ancora, cioè chi sono, però ripeto, torniamo sul ragionamento di prima. Non è gente che canta, ma bisogna questa occasione, questa gente poi a viene a cantare. Se non capita qualche volta che magari due loro mutti, ti capita che se no, non, cioè. Quindi questo progetto Moda che stiamo facendo, che tenete in questa seconda fase, che comincia da, se siamo bravi, comincia da gennaio, un anno, tiene questa idea di organizzare queste occasioni. In questo senso, questo progetto serve proprio per gusto, in modo da creare queste condizioni, che sono venute a mancare. Quindi, facendo questa cosa, si spera che si intende discusso di tornare un luogo a ponere in moto a coinvolgere le persone che cantano e che come non sono cantanti, però sono i motivi che abbiamo elencato prima, insomma, queste occasioni che sono mancate. Io invece sono convinto che il problema sia proprio intanto chi va in un montone di atteros come te narrare, vado in un montone di atteros cose da fare, cose da zofano, compreso poi o è più semplice rispetto a come ti filmi noi, quando mi spizzino, fino a queste occasioni di divertimento, o la stanno con facilità, no? È una cosa che è diversa, stanta, quindi questo fatto, più il fatto che già non si canta più spago, tutto fa che in modo che insomma si canta sempre più spago. Questo fatto di cercare in questo progetto che stiamo cercando di maniera dananti, creare proprio queste occasioni di incontro e di fare bere come te, può dare che a
a fare tornare fino a gana a sospizzino, se non solo a sospizzino, tornare magari a cantare come si faceva prima. Come si faceva prima non penso, però insomma, chi a due, insomma, non mantenere ancora io quest'arte, insomma, che teniamo noi. Va bene. Ascolta, lui fa che parte di un gruppo Sì. che l'hanno già nato, la Maddalena, chi canta da tenore e chi si battono amigos. Non sconta sa zigus esperienza di quando hanno scominciato e desidera che esistenti di formare un gruppo stabile, un de fisso, no? Quando andare a cantare in palco. Ma intanto Deo su tenore San Maddalena fu già formato quando sono entrato a cantare. A me mi ha chircato, che schia, più mi tornare sempre questo ragionamento, schia che Deo poneva a basso, che insomma che mi viene a cantare, a suo tenore le è mancato su pezzo del suo basso, adesso fa anni quando sono entrato Deo, e su un metro sono chircato, ma nato si poteva, e Deo ponato, poi non mi posso provare, Deo canta io in occasione di spuntino, in occasione di come te fai tutto su scomparso fino al mio. E sono andato e ho provato, sono andato a cantare e Gaia può cominciare. Poi ho cominciato a cantare con il basso e poi metà anno so accompagnato io, insomma, poneva sul basso. Poi ti è capitato che dopo tanti anni che via cantando che poneva a basso, ho cominciato a sedere sul basso. E in una serata che mi facendo mi è proprio mancato, tanto devo dare già ho ponato scompando, sono ponato mi vicciocco, devo sul basso, purtroppo, mica sta andando, non risulta più salvare. E quindi siccome mi piace da passare l'esaurio, mi piace fino a prima, a pesare che devo ponere a basso, però intanto mi poneva a cantare, no? Ma non ve l'ha fatto così, sul basso non lo porto nulla, e quindi mi chiedo proprio il sito adesso. Poi è capitato che dopo un po' di tempo, insomma, mi hanno tornato a coinvolgere che so che si è andata, e quindi, ma dai, proviamo, e insomma, questi tempi, e è capitato che un'associazione che vede in Bidda che si occupava di l'associazione Sant'Isidoro, si occupava di tornare a porre in moto la questione del giocare di Sant'Isidoro, eccetera, eccetera. Hanno cominciato anche a rapido questa registrazione essa di suo miserere che cantavano in Bidda, i suoi cantatori del Bezos, che devo poco conosciuto personalmente. Deo me lo ammento questo cantante, fiamma minorile, non mi ammento, me lo ammento che può. Ma tu eri il Bezzumeda? No, non so Bezzumeda, però cioè quando fiamma minorile questo so fino ancora. Dei 66. Ti so fai danni di 40 anni fa, che non è che ancora vi questo che devo vagamente me lo so inventare io, ma quasi lo stimmimi devo questo modo di cantare che poi non fida a tenore, fida a concordo, vagamente me lo so invento. Comunque nato gusto, insomma, questo so di questa associazione hanno agattato questa registrazione in suo archivio de Sarai in Santa Cecilia. E non torniamo a cantare, neanche per sudare. Poi va stato fino a in questo che a un certo punto non finché morto sorbezzo non ho seguito a cantare. Poi su 70 chimi un altro gruppo di paesani mio hanno tornato a bogare su questo modo di cantare, che abbaia da uno dei sorbezzi che canta anche un isso, e hanno fatto un'altra registrazione anni 75 in questo anno. E io beste su miserere si sta battumato, cantato uno dei sorbezzi del suo concordo originario, e si sono posto e hanno fatto questa registrazione. Poi però è durato vago, non sono andato avanti, insomma, e non si cantava più. Noi
con questa associazione, anzi questa associazione ha tornato si sono posto lui che hanno tornato a formare questo coro, questo concordo per i cantici di da Santa. Però ti è capitato qui in questo gruppo, vi vedi, abbiamo collaborato fino a Mauro, che è la contra del tenore nostro. E tanto Mauro provando con questo, non abbiamo fino a Suristo, Mia, Salvatore, sono altri di tenore. Noi siamo appassionati a questo modo di cantare, quindi abbiamo cominciato a fare questa ricerca, che siamo offerti uno di questi cantatori è Sorbezzo, sta ancora io, come si chiama molto sicuro, e che siamo offerti in carbone all'intervistare, a registrare, insomma, che non ho abito gusto, contentissimo. Poi noi siamo esposti, siamo tutto canto su chi canta io, chi vi mesi, che abbiamo leato, che mi fa in degustare, che il cane di tornare a cantare su miserere. Quindi noi siamo esposti con isso, che voi cantate, non fa fino a... Poi non siamo si chiede se Ziuccheli, questo si chiama Ziuccheli Falchi, Micheli Falchi, e vedi isso fa a mesa oghe, porta a bocca, non sa nato. E l'abbiamo nato, ma lo proviamo, magari intendete sì, sì, siamo esposti su fissezze, quando nos ponimos a cantare, abbiamo sposato su miserere, mentre podimmi, insomma, che il cane isso commentato in tesu, si è spesato, e si è sposto in mezzo a noi, si fa a cui con su tutti, alziare, abbassare, una cosa due, che è tornato a Conca, no? mentre hanno cantato Anisso, insomma, abbiamo fatto una bella, abbiamo stato con io sono contentissimo, insomma, abbiamo fatto un bello ragionamento, te vi mesi sbagliando, te vi mesi secondo isso, insomma, e ci ha contato un montone di conti, di come devo, non schimamento tutto, ma comunque l'abbiamo fino a registrato e filmato. Insomma, abbiamo cominciato con voi, abbiamo fatto. Abbiamo cominciato a intervistare fino a Sorbezzo di Saida, che si aumenta Iana, infatti siamo tornati a fare le funzioni proprio, no? A partecipare a Via Crucis, a fare tutta la manifestazione, la funzione di Sagida Santa. La gente, lo Sorbezzo, non si avvicina a Iana, insomma, si canta fino a scusto, insomma, e Gaia abbiamo cominciato e siamo seguendo ancora. Il ribaglio nostro non è finito come studi dei cantici che si fanno in vita cosa che da Santa. E Gaia siamo andati piano piano cercando con tutte le difficoltà che vi possono essere, che magari a pizza una cosa insomma di tanto tempo non è semplice. Però piano piano bisogna spondere tutto l'impegno che possiamo per cercare una parte di questo repertorio che teniamo della tornare a e siamo fagini e siamo accompagniamo a Sagida Santa eccetera. Cioè lo faghites? Sì, lo faghiamo ancora. Bene che tu possiamo, insomma, però cerchiamo di mandare avanti. E torniamo poi insomma, a riallacciare al suo discorso. Fino a sposo concordo, noi cerchiamo sempre di coinvolgere i carchi vicini, siamo sempre cercando, e carchi vicini, uno fa che lo teniamo, insomma, è un vicino di 20 anni, che sta appassionato a me, e qualche cosa sulla vaga, insomma, è una speranza, insomma, per lo tramandare, insomma, per lo mantenere. Sicuramente medal voltas custos concordos o de Grecia sono legados a estas cofradias. Sì. Questa situazione noi come tenete? Invece in vita su concordos che cantano fino a prima, non come. Noi si facciamo parte, noi vado a 2 elementi o 3 elementi di su tenore che fanno parte della confraria, io sono confrade di Santa Rughe, Salvatore di Santa Rughe, sono Matteo e Francesco di Santa Rughe, siamo confrade, non spuro. Però non fidi, non è una cosa legata a questa confraria. Sono concordos che cantano in vita, non fin, cioè, potevano essere fino a confrades, però non è che
fin po' conto in solo. Poi te succedia da chissà sconfraria, in su periodo, andiamo, quando arrivava sul momento della manifestazione, della vasca, eccetera, eccetera, lo scricaiano, andavano e cercavano sordi su miserere e sordi su stabat mater, che fini si alternavano, facevano un coro cantava da si stabat mater e l'altro faceva su miserere, compreso. Quindi se lo accaparraivano, no? I tennisco sono di Santa Luca, sconfrate, andavano e lo scricaiano, e può fare tutte le funzioni, se vuoi può fare la via Cruce, può fare la Santa Santa, si scrafamento, che ancora si fa, che fa Gimbos. Però non fidi legato a questa confraria, fidi una cosa a sé. Cantaiano, si preparavano e facevano cosa funzione. Anda bene. Grazie di questo degustamento che voi è stornato a Bida, che sono in più vostro e che da voi sa Chiesa Santa non si canta che ne ha cantato Gesù, no? No. Questo è il suo ragionamento. Ti queria preguntare, tu in questi ultimi anni hai fatto parte del suo direttivo dell'associazione Manna che vanno a scrivere in Sardegna. Sì. Non fai che sei questo conto di come entrare al vivo di due, ma finza dette funzioni a parresto per tenere questo assozio di campus. Tanto campus come associazione per me è stato, cioè è una cosa importante. Intanto sul fatto di cercare di pari tutte le arti nostre, che non solo su canta tenore, ma la poesia, su canta chitarra, su Zoom, eccetera, eccetera. Tutte le arti nostre, sono meddas. E già questo per me è stata una cosa importante. Insomma, noi di solito in Sardegna teniamo questa cosa che cerchiamo sempre di non dividere, invece in questo caso devo la guidare. In questo caso se schircando devono tutto vari, insomma. Quindi da questo punto di vista per me è stata una cosa importantissima. E poi insomma cercare di far andare avanti tutte queste arti che fanno parte del suo patrimonio culturale dei sardos, che è legato a tutto un montone di questioni, fino a posalimba, eccetera, eccetera. Tutto è legato poi a fine è tutto rapportato ai gusti. La lingua è importante che se manteniamo la lingua, poi manteniamo su modo la tradizione nostra, eccetera, eccetera. Quindi, fino in questo senso è importante campo. Non solo andiamo a sposare arti in sé per sé, è importante per una serie di motivi. Se devo la vivere da ha partecipato come direttivo, può cercare di organizzare tutti i progetti, ma anni che il campo si sposta in conca del Vaghere, il campo come associazione. Questo è un impegno umano, però ritengo che sia una cosa importantissima. Tutto questo motivo, insomma. È un impegno umano che tu devi ribagliare, insomma, devi esponere come tenere conca, devi tempus, insomma, tutto si fa che devi po' passione questa vita. È importante a me da tutto il movimento culturale sardo nostro, sul coinvolgimento delle università, fino a questo è importante, in campo sveste cioè tiene questa funzione campus, quindi tutte queste cose insomma e tu lui su tempo il venitore che vota di seguire andare avanti. La speranza è scusa e penso che insomma che si vota da andare avanti, non solo andare avanti, ma deve andare avanti e deve crescere pure. Deve crescere coinvolgendo fino alle amministrazioni comunali, tutte le parti delle scuole è fondamentale per me. Cioè,
si risultamos a che vanno in sas scolas ma non commente progetto orgai leados strutturalmente proprio in sas scolas devia essere una parte riservata a tutte le tradizioni e la cultura nostra in generale, tutte le arti, ripeto, chi poi a Savine è legato a Salimba, eccetera, eccetera. In scuola si due, non che vuole questa cosa, difficilmente risultiamo a fare crescere fino a questa coscienza dei sardos, dei giovani, all'intendere intro, se non noi dobbiamo risultare a fare questo. E Campos per me potrebbe essere un strumento che questo lo può fare. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de sa Sardigna.